Sono arrivata qui per caso, in fuga dalla città. E noi arriviamo, siamo una famiglia che arriva da Venezia 7 anni fa, in Val Tramontina. Appunto, dicevo per caso perché siamo venuti a fare un weekend da un'amica e ci è piaciuto il posto e abbiamo pensato che forse qui potevamo costruire qualcosa di diverso, soprattutto per i nostri figli. Venir via verso un posto ignoto con una famiglia significava sicuramente venire via almeno con un reddito sicuro, quindi ci siamo messi a cercare lavoro entrambi e il primo che avesse trovato lavoro nel raggio di 50 km avremmo poi fatto questo salto. Così è stato, mio marito ha trovato lavoro a 49 km da qua e quindi siamo venuti ad abitare qui. Questi primi anni abbiamo un po' vissuto questa dimensione come, come uno spazio molto simile a quello che vivevamo anche a Venezia, uno spazio in cui si rientrava a casa dopo il lavoro e si ripartiva per andare al lavoro. Pian pianino si è trasformato in uno spazio di vita e di progettualità, ecco, e questo attraverso appunto la nascita di Sottosopra. In sintesi, l'azienda si occupa di lavorare il latte ovino derivante dalla mungitura del gregge. Noi abbiamo un gregge di 80 pecore che mungiamo 2 volte al giorno durante la stagione appunto della mungitura che va da gennaio ad agosto. Queste 2 munte al giorno fanno sì che io lavori un giorno sì e un giorno no il formaggio, circa 80 litri di latte, e faccio un formaggio pecorino, poi faccio ricotta e yogurt. Noi ci siamo dati la possibilità di vivere una dimensione qua che sia anche una dimensione di produzione, di autosussistenza e anche di nuova economia. Ecco, è un innesto. Noi abbiamo pecore sarde e quindi è un innesto di Sardegna in Friuli con mano veneziana, quindi proprio direi che è unica, no? Secondo me qualsiasi cosa venga dalla natura di un posto e quindi porta il sapore di quel posto non può che essere legata, no, moltissimo a quell'esperienza, a quel momento, a quello che c'è a terra questa stagione piuttosto che 3 mesi fa. Il formaggio, quando deriva dal latte, mm, è molto, molto legato a che cosa questo latte contiene, no? Diciamo che le modifiche più grosse le hanno apportate le bestie, nel senso che portandole in giro a pascolare loro puliscono e adesso noi abbiamo anche 2 tratti, attraversiamo 2 tratti di pista ciclabile. L'attraversamento del bestiame implica la pulizia e dove poi tra l'altro anche un territorio è calpestato, praticato, abitato, anche le zecche ci sono di meno. Da aprile a ottobre loro sono al pascolo, abbiamo dei pascoli recintati e li utilizziamo a rotazione in modo che abbiamo sempre erba disponibile. In inverno invece si tratta di dargli da mangiare in stall, utilizziamo il fieno della piana qua adiacente in modo anche appunto da sostenere l'economia locale. Quello che noi abbiamo chiesto all'amministrazione era di destinarci l'uso di alcuni spazi all'interno della latteria turnaria. Il comune ci è venuto incontro su questo, ci ha aiutato molto, ha fatto la messa a norma anche di questi locali e uno spazio è rimasto a uso museale e infatti noi appunto siamo accreditati sia come fattoria sociale che come fattoria didattica all'interno di questa parte, di questo spazio museale facciamo con i bambini lezione e poi caseifichiamo. Questo ha avuto un significato molto forte per la popolazione perché è uno spazio che si trova in paese, è uno spazio che ha ripreso vita. Conseguentemente a questa operazione noi abbiamo chiesto al comune che cosa potevamo fare per la comunità, un'altra attività produttiva che è quella del forno, che è nata come branchia di Sottosopra e che adesso è un'attività autonoma. Il forno lo gestisce un'altra famiglia che è venuta su a seguire questo progetto. Se noi riusciamo a superare in qualche modo e a sopravvivere alla crisi in atto, il nostro intento è svilupparci nella direzione di avere un altro gregge. Ecco, quindi questa è la prospettiva di sviluppo
con sviluppo economico. La prospettiva di sviluppo senza sviluppo economico è avviare un regime di autosussistenza in cui questa attività e questo luogo comunque entrano in casa nostra, entrano in casa nostra più possibile e sul piatto le cose che mangiamo. Fare delle cose per la cittadinanza anche sono sperimentazioni in atto. Abbiamo un po' costituito, insomma, assieme ad altri soggetti ovviamente, una rete di attività economiche, imprenditoriali, accoglienti, no? L'altra che citavo prima era il forno, un'altra è il campeggio che è attivo in estate, un'altra è un altro agriturismo che c'è in valle, che sono comunque realtà accoglienti nei confronti di persone svantaggiate, di persone inserite dai servizi sociali, con disabilità, eccetera. E le due amministrazioni. Diciamo che c'è un po' un patto territoriale in cui ci sono questi soggetti che si interrogano su quali scelte, quali strategie, insomma, anche adottare e finalizzate a che cosa. Arrivi a un punto in cui quello che sei tu lo hai in qualche modo manifestato e bisogna trovare delle forme perché la cittadinanza, la comunità esprima qual è il proprio bisogno, no? In modo che anche chi si pone come interlocutore a raccogliere questo bisogno vada anche orientato, no? Nella direzione giusta.